Scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo una truffa da quasi €500.000 ai danni dello Stato nell'ambito di un'indagine sulle scommesse truccate. Nel mirino delle fiamme gialle è finito il titolare di numerose agenzie di scommesse di Palermo che per anni avrebbe alterato i dati comunicati ai monopoli di Stato attraverso il sistema informatico del totalizzatore nazionale, tramite il quale vengono registrate, elaborate e controllate le giocate che avvengono presso i concessionari autorizzati. In meno di 3 anni l'indagato, a fronte della raccolta di oltre 42.000 scommesse da parte di altrettanti giocatori per un importo di più di €500.000 circa di incassi, sarebbe riuscito a comunicare ai monopoli di Stato meno di €80.000, grazie a una sofisticata alterazione del software interfaccia tra l'agenzia stessa e il totalizzatore nazionale. L'ingente truffa, che ha sottratto alle casse dello Stato più di €460.000, è stata scoperta grazie ai minuziosi accertamenti e ai riscontri sulla documentazione sottoposta a sequestro, all'esito dei quali sono stati rilevati significativi scostamenti tra gli importi realmente scommessi dai giocatori, come riportati d'altronde sui ticket stampati e consegnati loro dopo il pagamento, e quelli ufficialmente comunicati ai monopoli di Stato attraverso il sistema informatico del totalizzatore. Il titolare dell'agenzia, in particolare, aveva ideato e realizzato un sistema che consentiva di dirottare le giocate degli scommettitori su un server parallelo rispetto a quello ufficiale dei monopoli di Stato. Il dispositivo permetteva così di registrare nel totalizzatore importi scommessi sensibilmente inferiori a quelli reali. Il responsabile del sofisticato sistema di alterazione è stato così denunciato per truffa ai danni dello Stato, peculato e falsificazione, nonché alterazione e soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche e telematiche.